amici di Calcio Napoli 24 TV. Al consueto, primo appuntamento per seguire venerdì dove guidarci immancabile una cabina stavo seguendo la nostra pagina di YouTube su Calcio Napoli 24. Non dimenticate di cliccare like o iscrivervi al canale e vi ringrazio in anticipo di questo. È terminata la settimana tipo che mancava da un po' al Napoli di Spalletti e diciamo a tutta la Serie A, perché c'è stata diciamo, questa settimana la Coppa Italia che ha visto impegnate diverse squadre della massima serie, dove ci sono state anche diverse sorprese e si sono messi in mostra diversi giocatori che in passato sono stati diciamo a Napoli e che hanno fatto parte del progetto De Laurentiis. Infatti il Monza si è imposto per 2-3 fuori casa contro l'Udinese, una delle squadre più in forma di questo campionato insieme al Napoli, grazie al gol di Andrea Petagna. Il Parma di Pecchia invece ha vinto contro l'altra squadra della famiglia De Laurentiis, il Bari, e ieri si è messo in mostra Nikita Contini, portiere del Napoli in prestito alla Sampdoria, decisivo ai calci di rigore con due rigori parati e quello tra l'altro della vittoria, il suo gol dal dischetto, visti che sia andato ad oltranza. Il Napoli che invece affronterà la Cremonese nel mese di gennaio per aver battuto ai tempi supplementari il Modena. Se il nostro Emanuele c'è, possiamo partire direttamente dalla Gazzetta dello Sport per vedere la rassegna stampa di questa mattina e di cosa parla. Allora, il taglio centrale della Gazzetta c'è il mio Super Milan, Cardinale, nuovo proprietario, il diavolo americano. Prima pagina della Gazzetta dello Sport che lascia poco spazio, quasi niente al Napoli, visto che si concentra poi sull'esame Juve, dove da Paredes a Quadrado c'è chi deve svoltare per migliorare questa stagione dei bianconeri che è iniziata davvero male. C'è poi spazio per l'Inter di Simone Inzaghi che insiste ancora col duo Cialanoglu-Mkhitaryan in mezzo al campo per sopperire all'assenza di Marcelo Brozovic e continuare la rimonta appunto per il primo posto difeso dal Napoli in questo momento. E c'è poi l'intervista a Coppa Miners, uno dei migliori giocatori dell'Atalanta di Gasperini, che parla di scudetto. Possiamo andare avanti con il Corriere dello Sport invece. Corriere dello Sport che si concentra al centro pagina col tennis, l'ATP 250 di Napoli, dove Fognini vince al terzo set e festeggia con un tuffo in mare dinanzi a tantissimi tifosi e altre persone che erano lì semplicemente a godersi la splendida giornata di mare. C'è poi spazio anche al calcio con Luciano Spalletti che sarà sicuramente il protagonista di questo derby del sole Roma-Napoli. Spalletti di nuovo all'Olimpico, il rumore del nemico. Spalletti che è stato sarà il grande ex di giornata per essere stato anni sulla panchina della Roma, e ricordiamo assolutamente l'ultimo anno di Totti. C'è poi la parte alta dove si concentra ancora il Corriere sulla Juventus e sull'Inter. Formula Kin, la Juve pre-Benfica sfida l'Empoli e insiste sulla giovane punta. Infatti questa sera Allegri, la prima partita, l'anticipo di questo prossimo turno di Serie A, decide di fare una staffetta tra Vlahovic e Milik per la partita contro l'Empoli, mentre Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Lukaku perché slitta il rientro del belga che è infortunato ormai dalla terza giornata di Serie A. Sarà assente anche a Firenze, salvo sorprese. La prossima pagina è quella di Tutto Sport, che come la Gazzetta lascia poco spazio al Napoli, ma si concentra sulla fame di Vlahovic, un Vlahovic che ha avuto una crisi, diciamo, dei gol nel mese di settembre e si sta riprendendo in questo mese di ottobre. La parte alta invece si concentra sull'intervista fatta a Bernd Richard, nuovo AD della società della Superlega, che annuncia la Superlega si farà e si farà entro la stagione 2024-2025. È possibile vedere l'intervista integrale anche grazie a calcionapoli24.it sul nostro sito, ma comunque il calcio sarà sicuramente in rivolta anche questa volta, come accaduto negli anni precedenti. Infatti Spagna e Germania già si sono mosse per la rivolta. Il taglio basso invece di Tutto Sport, e poi passiamo al mattino, parla
di Cristiano Ronaldo, CR7 fuori squadra, pugno duro dello United. Infatti l'allenatore olandese Erik ten Hag ha deciso di mettere fuori rosa insieme alla società il calciatore per aver lasciato la panchina in anticipo rispetto al fischio finale di Manchester United-Tottenham vinta dai Red Devils contro la squadra di Conte. Ennesimo, diciamo, ennesima scena poco piacevole di Cristiano Ronaldo che sta vivendo un'annata davvero difficile. L'ultima prima pagina è appunto quella del mattino, eccola qui grazie al nostro Manuele. Fognini tuffo d'autunno a Napoli, il tennis sul lungomare, dando diciamo un cattivo spettacolo per gli inconvenienti che ci sono stati in questi primi giorni, però gli italiani continuano ad avanzare, infatti anche Berrettini e Musetti sono passati al turno successivo e giocheranno oggi proprio le loro partite. Il taglio alto invece è riservato all'intervista di Marchegiani che potete continuare a vedere integralmente sul sito calcionapoli24it e verso Roma-Napoli dice ci crede dicendo punto sugli azzurri sorprendono sempre. Effettivamente il Napoli continua a sorprendere e a vincere, a convincere, continuando a fare numeri davvero importanti. Sul nostro sito invece, grazie al nostro Emanuele, possiamo vedere che dal primo piano, la notizia principale di giornata è il ritiro del Napoli, perché dal 12 novembre che ci sarà l'ultima partita di campionato Napoli-Udinese, inizierà questa sorta di nuovo ritiro del Napoli nel mese di dicembre, perché appunto il calcio in Europa e in tutto il mondo si fermerà per dare spazio a questi insoliti mondiali in Qatar invernali. Napoli che potrebbe scendere, potrebbe allenarsi in Turchia dal 1° al 15 dicembre e questo è il lasso di tempo in cui gli azzurri potrebbero appunto fare questa nuova sorta di ritiro in questo periodo invernale. Hanno scelto la città di Antalya in Turchia, che lascia un clima piuttosto piacevole verso quel periodo e ci sarà la possibilità di organizzare anche amichevoli con squadre di Premier League che anche loro hanno scelto quella stessa zona. Le successive notizie invece sono concentrate su altri aspetti della stagione, come ad esempio quella degli abbonati, dove la SSC Napoli ha dovuto comunicare i dati di questa stagione. Infatti, grazie a Manuele, possiamo vedere che i numeri del Napoli non sono dei migliori. Quest'anno sono state soltanto 12.000 le tessere vendute, nonostante lo stadio Maradona è sempre abbastanza pieno, anche grazie a De Laurentiis che ha fissato dei prezzi dei tagliandi di quest'anno più bassi rispetto alle altre concorrenti di Serie A. Infatti possiamo vedere che sono aumentati del 30%, dall'8 al 24% per Inter e Roma, che però come abbonati hanno fatto numeri sicuramente diversi con il Napoli. 36.000 tessere stagionali vendute da parte dei giallorossi, almeno 15.000 in più rispetto agli anni prima della pandemia, oltre 40.000 per il Milan e anche 6.000 in più per la Lazio. Numeri bassi invece per Napoli, Atalanta, Bologna, Fiorentina e anche Juventus, che in questione di biglietti venduti sta anche perdendo tanto, giornata dopo giornata, quasi 2.000 biglietti venduti in meno. Passiamo invece alle prossime notizie che troviamo sempre su calcionapoli24.it. Sì, domenica è la giornata Roma-Napoli, il derby del sole, una sfida di vertice dove si affrontano la prima in classifica e la Roma che insegue a soltanto 4 punti. Infatti si parla di sfida a scudetto, una sfida che potrebbe regalare una sorta di rivincita al centro-sud, appunto Roma e Napoli, per mettere da parte questa tirannide del nord che resiste da 22 anni. E ci saranno diverse sorprese, soprattutto di formazione, perché se Emanuele mi può passare, diciamo, alla prossima notizia, quella là,
che parla di Osimhen e Raspadori. È proprio questa il dilemma di Spalletti e forse anche il giochino che sta facendo per non mostrare le proprie carte a Mourinho nella prossima partita, perché contro la Roma soltanto domenica sapremo chi scenderà in campo in attacco nel Napoli tra la punta nigeriana e appunto il calcio del talento italiano che sta sorprendendo tanto e trascinando il Napoli sia in Champions League che in campionato. Osimhen che cerca sempre la profondità mentre Jack sa venire incontro e così proverà a giocarsela a Spalletti. Molto probabilmente tornerà il nigeriano dal primo minuto, però è molto probabile che ci sarà una staffetta tra i due in questa giornata contro la Roma, con Simeone che comunque è rimasto ai margini in queste ultime due uscite stagionali del Napoli, ma si è sempre fatto trovare pronto in ogni occasione. La prossima notizia invece che andiamo a leggere è quella là che parla di uno Spalletti sciamano, perché, perché appunto sarà lui che dovrà gestire la pressione dello stadio olimpico, che sarà senz'altro pieno come da inizio stagione, e sarà una partita che a Roma sentono tanto proprio per ciò che è accaduto tra Spalletti e Totti nell'ultimo anno della Roma, che non fece felice i tifosi giallorossi, che videro il loro idolo, diciamo, poco. E sarà, come scrive il mattino, sarà appunto Spalletti che è pronto a prendere su di sé tutta la tensione del derby dell'Olimpico, un derby suo personale, un derby del sole con il Napoli. Il mattino però si concentra anche su Spalletti, che, che da ben 25 anni continua ad allenare dal 1997. In quell'anno lui era allenatore dell'Empoli, mentre Ancelotti guidava la Reggiana. E sono soltanto loro che da quell'anno, da 25 anni, sono gli unici italiani, gli unici allenatori in realtà rimasti ancora in attività. Carlo Ancelotti che allena oggi il Real Madrid che continua a vincere sempre più trofei, mentre Spalletti sta sorprendendo tutti in Italia e in Europa con il suo Napoli. Le prossime notizie invece sono riguardo le probabili formazioni di Roma-Napoli e l'infortunio di Sirigu e le ultime sulle condizioni di Anghissa. Partiamo prima dalle formazioni, secondo il Mattino. Mattino che parla di 4 ballottaggi per Spalletti. Infatti, con l'infortunio di Anghissà e di Rachmani, non ha intenzione di cambiare modulo l'allenatore che resterà sul 4-3-3. Però ci saranno sicuramente dei cambi. 4 ballottaggi che comprendono giocatori come Ostigard e Juan Jesus, altro ex di giornata, Politano Lozano in attacco sulla corsia di destra, Elton Dombele a centrocampo e Osimhen e Raspadori, come abbiamo detto poco fa, in attacco. Elmas che potrebbe essere anche la sorpresa, infatti il mattino dice si gioca una chance molto importante e lui l'osservato speciale potrebbe insidiare un posto, una maglia da titolare a Ndombele che è stato quello più utilizzato a centrocampo dopo insostituibili Anghissà, Zelischi e Lobotka. Mm. Prossima e ultima notizia tra le evidenze che trovate su calcionapoli24.it c'è appunto quella del Corriere dello Sport che parla della tegola del Napoli visto che Sirigu si è infortunato negli ultimi allenamenti e non potrà partecipare alla trasferta di Roma. Anche Anghissà resta in dubbio per l'infortunio muscolare delle scorse settimane e difficilmente sarà a disposizione. Infatti, se andiamo a leggere proprio nel dettaglio cosa scrive il Corriere dello Sport, Spalletti spera di averlo a disposizione per la partita di domenica sera, ma si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Oggi verrà presa una decisione definitiva riguardo appunto il centrocampista camerunense e la sensazione è che alla fine non verrà rischiato. Difficilmente infatti potrebbe scendere in campo perché mancano 5 partite, compresa la trasferta di Roma, e 2 di Champions League contro
Rangers e Liverpool, soprattutto quella di Liverpool in trasferta, dove il Napoli si gioca il primo posto e Spalletti e la società hanno voglia di conquistare questo primo posto. Le notizie, diciamo, principali di giornata sono finite. Io non posso che ringraziarvi e ringraziare soprattutto Emanuele e Bernardo in cabina di regia che mi ha seguito come sempre in maniera impeccabile. Restate collegati però per i prossimi appuntamenti perché ci sarà alle 12 Calcio Napoli 24 Live con Vincenzo Credendino e Claudio Russo, mentre nel pomeriggio è possibile collegarvi stesso voi tifosi al filo diretto in compagnia del nostro Alessandro Marrazzo e invece potete seguire tutte le altre notizie di giornata su calcionapoli24.it. Quindi ancora un saluto, grazie a Manuel e Bernardo, buona giornata a tutti.